Enzo Di Natali, una manifestazione riuscita dove si è fatto un quadro completo dell'azione anche religiosa di Monsignor Restivo. Gli interventi che ci sono stati di persone che lo hanno conosciuto e lo hanno frequentato per decenni ha consentito di conoscere la grandezza di questo sacerdote, di questo arciprete di Canicattì, tanto che si è detto parlare di Monsignor Restivo significa parlare di Canicattì, per Canicattì è Monsignor Restivo. Una bella testimonianza, un bel convegno dedicato a Monsignor Restivo che tanto ha fatto proprio per questa parrocchia. La comunità parrocchiale di San Pancrazio è grata alla figura di Monsignor Vincenzo Restivo, parroco di questa comunità dal 1946 al 2005, 59 anni di ministero svolto in questa comunità e sicuramente la sua vita è stata una testimonianza non solo dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista pastorale. È molto importante che ci siano esempi luminosi per i cristiani che vivono in questo paese. È molto importante avere queste personalità perché diventano un esempio e direi anche uno stimolo, non solo per i sacerdoti, ma per tutti i fedeli. Per questo dobbiamo dare alle nuove generazioni un input perché possano credere in queste figure che diventano un emblema per la città. E allora auspico che veramente tutti possano sempre ricordare questi sacerdoti che sono stati esempi luminosi, ma soprattutto testimoni dell'amore di Dio, non solo verso di Lui, ma anche verso i cristiani sparsi in tutto il mondo. Un ricordo oggi di Monsignor Restivo qui a Canicattì, lei ha tracciato un quadro abbastanza approfondito, una sintesi? Monsignor Restivo è stato per tanti anni il nostro pastore, la nostra guida, il nostro amico. A lui dobbiamo tanto. Abbiamo cominciato io la vita da ragazzo e l'abbiamo l'ho seguito fino alla fine, ricevendo sempre consigli, ricevendo spinte per andare avanti, ricevendo tanto conforto nei momenti tristi della nostra vita. È emerso un quadro abbastanza importante della vita anche spirituale, dell'azione religiosa che ha svolto negli anni qui a Canicattì. Monsignor Restivo è stato un uomo presente nella città come sacerdote, come amico e si è occupato dei problemi della città. Ha seguito l'evoluzione positiva e negativa della città, se ne è preoccupato e cercando di collaborare con le autorità si è impegnato per la risoluzione di tanti problemi, quindi un punto di riferimento per tutti. Lei ha voluto ricordare Monsignor Restivo attraverso delle testimonianze relative anche alla sua vita. Sì, senz'altro, perché a Monsignor Restivo devo tanto, è come un familiare che porto nel cuore e quindi tutto quello che ha lasciato in me non posso dimenticarlo, anzi lo voglio comunicare agli altri. Ricordiamo anche la nomina insegnante di religione. Sì, sicuramente. È stato nel 1976, qualcosa che neanche mi aspettavo, non sapevo che la diocesi avrebbe preso questa indicazione di affidare l'insegnamento ai laici. Infatti inizialmente sono rimasta completamente sorpresa. Come ho detto, in diocesi semplicemente 3. Oltre a me 2 agrigentine e mi sono sentita veramente privilegiata e da lì poi a seguire ho avuto la possibilità di continuare l'insegnamento in lettere, la laurea che avevo conseguita e per la quale volevo ovviamente continuare la carriera.